bassissimo e comunque per noi acquistarlo dalla Francia non è un grossissimo problema. Io lo lascerei personalmente gestire a chi già questo tipo di mestiere lo fa da anni e che problema c'è acquistarlo? Cioè, c'è talmente una sovrapproduzione nel nucleare di energia che una centrale riesce a soddisfare un bacino d'utenza veramente ampio. Io non vedo questo problema sull'energia elettrica, lo vedrei di più sul gas. Giustamente il mio collega parlava appunto dei gassificatori, del fatto delle riserve, e questo è vero, però il mio collega qui ospite con noi stamattina incalzava anche sul discorso che si è fatto poco per le energie alternative, l'eolica o il fotovoltaico. Vi devo dire, anche per mestiere, io mi sono attivato per fare questi tipi di impianti. Lo ricordiamo, lei è architetto, se non sbaglio, Sì, giusto? sì. No, perché magari uno E sono stato anche uno di quelli che si è lavorato ultimamente sul discorso dell'ambientale, nuove forme energetiche compatibili, ecocompatibili. Quanto mai esperto Allora, del settore. cosa succede qui? Un cliente mi chiedeva un impianto da circa 100 kW di potenza. Dunque sono circa 1000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. Nel momento in cui mi sono dedicato alla cosa, la legge italiana prevede che tutte le pratiche per avere il cosiddetto conto energia, cioè il fatto che l'energia che si mette in rete venga pagata con i contributi dello Stato, devono andare all'Enea. Cos'è l'Enea? È una società fatta a Roma dal Ministero dell'Economia. Allora voglio dire, già il fatto di centralizzare questa cosa a Roma è già un limite per far partire questo tipo di operazioni. È un limite grossissimo. Infatti un investimento non è possibile programmarlo se prima non si ha il parere dell'Enea. Allora voglio dire, uno deve prima fare tutta la pratica all'Enea. Nel momento in cui fa la pratica all'Enea deve già attivarsi per fare l'impianto. Per fare l'impianto bisogna prenotare i pannelli perché il silicio non è così reperibile a livello mondiale, ha un mercato molto molto ristretto. Dunque per prenotare i pannelli deve avere la pratica attivata all'Enea. L'Enea ti risponde dopo un anno, cioè è troppa burocrazia. Giustamente diceva poco si è fatto, la legge c'è, è veramente fatta male. Cioè nel momento in cui una pratica io devo inoltrarla a Roma, ma si parla tanto di federalismo, si parla di decentramento, ma voglio dire, abbiamo le province, diamo un ruolo a queste province, le vogliamo chiudere, invece io dico, diamo più ruoli. Per finire, per rispondere anche a chi ci incalzava prima, quali erano le domande che faceva? Sul nucleare e poi sulla crisi. Esattamente. Sulla crisi è vero, oggi si è sottovalutata la crisi. Il telespettatore diceva che si arriverà a giugno, si arriverà a capire l'entità di questa crisi, ma vi dico che già oggi le nostre imprese sono veramente in un punto, se non voglio dire morto, ma diciamo di secca, perché tutti gli anni le nostre imprese nel mese di gennaio, dell'inizio di ogni anno, era un mese un po' particolare, dove gli ordinativi non arrivavano, però cosa succedeva? Che in febbraio-marzo questa cosa partiva, le aziende scusate, incominciavano ad avere degli ordinativi, incominciavano a fare dei progetti. Assolutamente oggi abbiamo, ci sono aziende che io conosco anche lì al mio paese che chiedono davvero agli loro operai: fatemi un piacere, andate dal medico. È grave. Direi di sì, anche perché è un territorio, lo voglio ricordare anche così. Anche perché sarebbe reato. Ma piano, se mi permettete altri 30 secondi, io spero che questo governo, in particolare mi rivolgo alla Lega, non metta mano alle nostre piccole e medie aziende, perché dove ha toccato, in particolare la Lega, dove ha toccato ha distrutto. Voglio dire, ha toccato il tasto di Malpensa e Malpensa è stata venduta ai francesi, ha toccato il tasto di contributi alla Fiat, non daremo mai contributi alla Fiat, il giorno dopo sono stati dati contributi alla Fiat. Cioè voglio dire, speriamo che non parlino, perché le nostre aziende comunque piccole e medie se la caveranno, se la caveranno. Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Telefonata da casa, buongiorno, chi parliamo?